Parte dal Veneto in via sperimentale lungo la tratta Venezia-Verona Tap and Tap, la nuova modalità di acquisto dei biglietti regionali di Trenitalia. Devo dire che con Trenitalia negli anni si è creato un rapporto, una collaborazione, una sinergia davvero straordinaria. Il fatto che in questo Tap and Tap e in questa sperimentazione sia per l'ennesima volta stato scelto il Veneto ci onora. Diciamo che il lavoro da fare è ancora tanto, perché sicuramente ci sono delle linee che hanno bisogno di rafforzamenti sia dal punto di vista infrastrutturale che dal punto di vista di servizio, però negli anni la situazione è migliorata e da Roma ci riconoscono che tra tutte le regioni il sistema di trasporto pubblico locale più efficiente ed efficace è quello che funziona meglio, quello del Veneto. Un sistema intuitivo. Per comprare il titolo di viaggio, infatti, basterà accostare la carta di pagamento contactless a una validatrice della stazione di partenza e all'arrivo ripetere la procedura. Nel caso di verifiche da parte del controllore a bordo treno, il passeggero dovrà semplicemente comunicare le ultime 4 cifre della carta per consentire di associare la presenza alla transazione attivata. Si potrà anche utilizzare il servizio tramite un dispositivo digitale, uno smartphone o lo smartwatch e registrandosi nel sito di Trenitalia si potranno anche controllare le proprie transazioni.